Italia è aumentata l'aspettativa di vita, ma non l'aspettativa di salute. Longevità in salute, indispensabile l'impegno personale. Professoressa Graziotin, 3 buoni consigli per iniziare. L'aspettativa di salute è esattamente l'obiettivo che ognuno di noi dovrebbe avere, perché stiamo vedendo in Italia e nel mondo che si sta allungando l'aspettativa di vita, ma si sta accorciando l'aspettativa di salute, quindi aumenta la differenza, il numero di anni tra il giorno della morte, per capire, è il giorno in cui cominciamo ad avere delle malattie croniche che ci danno sintomi più o meno invalidanti. Siamo arrivati a una differenza di 14 anni, che significa 14 anni di dolore, perché è il sintomo più lamentato dagli anziani, che sia dolore muscoloscheletrico, che sia dolore articolare, che sia il mal di testa, che sia questa fatica di vivere, accompagnata anche da un senso di dipendenza, di perdita di autonomia, di depressione, che poi sono sempre chiusi in casa, di solitudine, di perdita di contatti sociali, e quindi è un futuro di invecchiamento molto triste e molto inquietante. In positivo però, se noi abbiamo l'educazione di avere stili di vita appropriati, che è un po' il mio mantra e che pratico dalla mattina alla sera nella vita personale. Che cosa intendo? Attività fisica, ma non cose strane, già andare al lavoro a piedi, in parte almeno fare mezz'ora alla luce naturale tutte le mattine. Questo significa che è un 48esimo della giornata, quindi se non troviamo un 48esimo della giornata a costo zero per stare meglio, di che cosa stiamo parlando? Non bastano gli integratori e non bastano farmaci, bisogna cominciare a fare la prevenzione, che è l'attività fisica. Perché la mattina e fuori e non sul tapirulano? Quello potete tenerlo alla sera se volete farne un po' più di attività fisica, e perché magari avete i bambini, mi dice la faccio anche in casa, benissimo, ma la mezz'ora al mattino, anche per accompagnare i figli a scuola o per andare al lavoro, è fondamentale, perché noi per 200.000 anni, come Homo sapiens e femmina sapiens, siamo usciti dalle caverne, dalle casette, dalle grotte, quando il sole sorgeva e andavamo a dormire quando tramontava, per cui i bioritmi del nostro corpo e di tutti gli animali diurni che ci hanno preceduto, quindi parliamo di un'evoluzione lunghissima, è caratterizzata da un grande direttore d'orchestra dei bioritmi di tutte le cellule e di tutti i corpi, che è la luce solare. Quello che io dico in termini semplici ai miei pazienti è che il nostro corpo è una fabbrica a turni. Una fabbrica a turni che ha come sirena di inizio lavori la luce naturale. Lo traduco in termini semplici. Quali cellule, per esempio, iniziano a lavorare se noi ci esponiamo alla luce naturale tutte le mattine? Gli osteoblasti, che sono gli operai che costruiscono l'osso, e non c'è farmaco che li mette al lavoro. I fibroblasti, che costruiscono il collagene, l'elastina, i mucopolisaccaridi, che sono quelli che ci tengono la pelle più bella. I mioblasti, che sono i costruttori del muscolo, e i condroblasti, che sono i costruttori delle articolazioni. Allora lei comincia già a parlare del sistema muscoloscheletrico, quello riguarda anche i maschi tra l'altro, quindi non è un progetto di longevità in salute che riguarda le donne, riguarda ognuno di noi. Concetto cardinale: prima cominciamo ad avere un progetto di salute che sia una traiettoria di salute, come si dice oggi, tutta la vita, e più siamo delle persone attive, sorridenti. Perché sorridenti? Perché? Un po' di considerazioni. L'attività fisica in ognuno di noi aumenta la dopamina, che è il neurotrasmettitore del buon umore, aumenta della voglia di fare, di conquistare, di essere protagonisti della propria vita. La serotonina, che è quello dell'umore, ma anche le endorfine, che sono le molecole della gioia. Ricordo che la serotonina è prodotta per l'85% dal microbioma e dal cervello viscerale. Anche il microbioma è una fabbrica a turni, per cui se noi usciamo attiviamo quelli che fanno un certo tipo di lavori e poi la notte quelli dormono e si attivano quegli altri. Vi ricordo che il microbioma ha 3.300.000 geni e noi ne abbiamo 23.000, e quindi ospite chi di chi, e la qualità della nostra alimentazione condiziona in primis il nostro microbioma. Pensate che Ippocrate 2500 anni fa diceva che tutte le malattie hanno origine nell'intestino, e adesso sappiamo perché. Noi nell'intestino, cervello viscerale e microbioma abbiamo l'organo immunitario, immunocompetente più importante del corpo. Abbiamo il più importante sistema ormonale, la ghiandola endocrina, perché il microbioma è in grado di metabolizzare e produrre tutti gli ormoni,
e abbiamo il secondo sistema neurologico dopo il sistema nervoso centrale. Per cui tenere in equilibrio attraverso una buona alimentazione innanzitutto, attraverso una giusta attività fisica, pochissimo alcol, zero solo se dobbiamo festeggiare, e comunque poco, zero fumo, pochissimi zuccheri, lo zucchero è poi infiammatorio, lasciate perdere, tenetevi un dolcettino una volta alla settimana, e anche attenzione ai grassi saturi, perché tutto quello che è cibo pro-infiammatorio aumenta l'incendio nel nostro corpo e questo aumenta i rischi poi di una longevità malata.